È stato rimpatriato l'extracomunitario pluripregiudicato autore di una serie di reati in città che aveva vandalizzato il negozio di Margherita Parolin. L'esercente, terrorizzata dal comportamento del criminale, aveva deciso di chiudere temporaneamente la sua attività per paura. A dare l'annuncio dell'avvenuto rimpatrio lo stesso ministro all'interno Matteo Piantedosi, che al telefono del prefetto di Vicenza ha voluto parlare direttamente con la titolare. Pronto? Ma che bella sorpresa, inaspettata, sono emozionata. Buongiorno. Una telefonata assolutamente inaspettata, il cui contenuto ha commosso la signora Margherita. No, davvero? Ma non ci credo. Il plauso per l'effettiva espulsione del malvivente anche da parte dell'amministrazione comunale, che attraverso la polizia locale aveva collaborato per identificare ed espellere l'autore di furti, spaccio e aggressioni nella zona di Campo Marzo e del Quadrilatero e che ultimamente creava tensioni e disturbo ai commercianti. E grazie a questo lavoro di squadra arrivano i risultati. Più che l'auspicio, la preghiera, la richiesta che facciamo ora è che non si riveda quello che abbiamo visto con la persona che aveva creato problemi alla commerciante Corso Fogazzaro, cioè che l'espulsione poi nella prima fase non sia effettiva e che si riveda un ritorno in città. Le espulsioni devono funzionare perché dobbiamo aiutare, coinvolgere tutti quelli che sono disponibili a dare una mano, a comportarsi bene, ma dobbiamo essere altrettanto inflessibili e duri nei confronti di chi delinque. Il sollievo dell'esercente è stato apprezzato dal ministro, che ha voluto spendersi personalmente per la conclusione di un episodio che aveva destato profonda apprensione nella comunità. Piantedosi ha ribadito la tolleranza zero per chi delinque e mette a rischio la sicurezza dei cittadini. Grazie, mi sono commossa perché ho sofferto tanto, ho avuto un momento difficile.